Eugenio Dorsi seduto accanto ai suoi avvocati, poco distante il PM Giacomo Forte, dall'altra parte i giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Ottavio Mosti. Siamo nell'aula 7, ore 11:30, inizia il processo a carico del presidente della provincia, accusato di truffa, peculato, concussione e abuso d'ufficio, ammesse le telecamere. Ricostruiamo la mattinata. Prime battute dell'udienza dedicate alla richiesta avanzata da Codacons di costituirsi parte civile nel processo, le ragioni nelle parole dell'avvocato di parte. Sono indicate una serie di condotte che ledono fortemente gli interessi della collettività, c'è sperpero di denaro pubblico, se fosse vero quello che è raccontato nel capo di imputazione, che è danno per la collettività. Richiesta alla quale si oppone subito la difesa del presidente Dorsi. Mancano i presupposti previsti dal codice di rito in quanto innanzitutto con riferimento ai capi di imputazione non sono indicati nella costituzione di parte civile e poi per quanto riguarda la procura per rappresentare in giudizio la Codacons riteniamo che sia irrituale e comunque non rispetti i requisiti previsti dalla legge. A questo punto udienza sospesa, i giudici si ritirano per valutare. Al rientro ecco la decisione letta dal presidente Mosti. Ammette la costituzione di parte civile del Codacons Onlus come in atti rappresentato. Dunque Codacons ammessa si costituisce parte civile. Superata questa prima fase prendono la parola Daniela Posante e Giuseppe Scozzari, legali di fiducia di Dorsi, una memoria difensiva per dire no al decreto con il quale il presidente della provincia è stato sottoposto al giudizio immediato, un rito speciale che in buona sostanza bypassa l'udienza preliminare. Siamo stati scippati di un'opportunità difensiva che è l'udienza preliminare, rispetto alla quale avremmo potuto in quella sede esercitare i nostri diritti difensivi e già lì speravamo anche di chiudere la vicenda processuale. Questa è la prima ragione. La seconda ragione è perché ognuno di noi è sottoposto alla legge e tutti devono essere sottoposti alla legge, anche chi esercita l'azione penale che ha delle gravi ed importanti responsabilità. Subito la replica della pubblica accusa, il sostituto ha spiegato le proprie ragioni, le ragioni che hanno spinto la Procura della Repubblica a chiedere il giudizio immediato. Procedura legittima, osserva Giacomo Forte. Allora un'altra pausa, un'altra sospensione, poi la decisione della prima sezione penale, richiesta rigettata, si va avanti con il giudizio immediato, spiega Ottavio Mosti, la competenza è del GIP. Si chiude qui la prima udienza, la seconda è fissata per il 27 febbraio per dare spazio ai testimoni. Il primo in agenda il colonnello Pasquale Porzio, attuale comandante della Guardia di Finanza di Agrigento, corpo che si è occupato delle indagini sull'attività svolta da Dorsi.